Oggi in Commissione abbiamo trattato tre importanti argomenti, tre proposte di fusione tra comuni, uno in provincia di Vicenza, uno in provincia di Belluno e uno in provincia di Verona. Per Verona c'è la proposta di riunire in un unico comune i comuni di Roncà e San Giovanni Larione, per la provincia di Belluno su un unico comune i comuni di Falcade, di Canale ed Agordo, e per la provincia di Vicenza il comune di Assiero con il comune di Tonezza. Queste fusioni hanno una funzione molto importante, quella di riunire le forze di piccoli comuni e anche entrare in agevolazioni che la legge regionale e nazionale dà a queste iniziative. È un percorso abbastanza complicato perché prevede giustamente, tra l'altro, la formulazione di un referendum con il quale si chiede ai cittadini residenti in questi comuni cosa ne pensano della proposta di fusione, perché si sa, il campanile a volte ha una certa importanza. Oggi abbiamo affrontato il primo passaggio, quindi la presentazione in Commissione, dopodiché si andrà in Consiglio ad approvare la proposta, poi si andrà a indire il referendum, probabilmente per queste tre ipotesi verso autunno, tra settembre e ottobre, per arrivare alla primavera del 2018 con le elezioni con i quali si andranno a eleggere le nuove amministrazioni se l'esito del referendum sarà in tal senso. Sono segnali di vivacità, di discussione e anche di coraggio di alcuni sindaci e di alcune comunità per superare la frammentazione amministrativa che in Veneto è onestamente troppo elevata. Troppi comuni, spesso molto piccoli. Stamattina un sindaco, quello di Tonezza, ci diceva che ha praticamente 6 dipendenti, ma in realtà che possono uscire dagli uffici sono solo in 2, e quindi capite che con queste dimensioni non si riesce a dare servizi efficienti. Quindi c'è molta vivacità in Veneto e il Consiglio deve saper assecondare e anche promuovere questi processi di fusione.